Ora, in quanto a scompartire di competenze di relazione tra lo Stato e la collettività territoriale, perché ora non si sa forse certe volte mica troppo ciò che la vaggia è l'educazione nazionale, ciò che la vaggia è lo Stato, ciò che la vaggia è la CTC, posto che ora l'insegnamento è una competenza veramente sparta. Dunque, a un livello di gestione di risorse umane, qui tutti i funzionari dell'educazione nazionale sono tutti di funzione pubblica di Stato, dunque sono tutti allo Stato, dunque di ello chi recluta, chi paga, chi valuta i professori, chi si occupa di uso movimento, di ello di noi chi infine decide di quota di reclutamento, se noi siamo a 38%, non è perché lo Stato chi recluta solo 38% per via di livello, di professori e altro, ma la collettività territoriale aveva proposto 60% per quest'anno. In quanto alla formazione iniziale e continua, dunque, di ello, di lo Stato che finanzia l'UFM o l'USPE, che mette, per esempio, se noi abbiamo domande, due interventi per fare un stadio di formazione per i professori di non tagliaccio, lo stadio l'hanno cancellato perché non c'era mica abbastanza rimpiazzanti. Voilà. E penso che lo stadio non si farà mai, e al limite abbieggerà di tutte le maniere un stadio di una settimana, di 4 giorni, non è mica che può portare competenze linguistiche, forse cioè, immaginate altri dispositivi di formazione. Dunque di uno stadio che è secondario attribuisce a dotazione oraria globale. In quanto alla collettività territoriale, dunque, ne approfitto per informarvi per quelli che si vogliono orientare verso l'insegnamento primario, che c'è una borsa maestranza in Master 1 e in Master 2, dunque questo 5.000 euro ogni anno per i giovani che sono in insegnamento bilingue, che scegliono un insegnamento bilingue, e di un paradosso che la collettività territoriale, dunque chi tiene a funzione pubblica territoriale, mettesse una borsa per reclutare funzionari di un'altra funzione pubblica. Già di un gesto importante, ma se noi abbiamo quest'anno c'erano 10 borse, 6 domande e 5 iscritti. Donc abbiamo che anche questo dispositivo, possiamo mettere anche 100.000 euro, se non ci sono mica cursovani, non ci sono mica, possiamo mettere la borsa che noi vogliamo. Donc forse questo dispositivo qui, tocca ora forse i limiti, partire da un'idea buona, ma... Dunque, la CTC che propone la convenzione per il reclutamento, che propone i scopi di coperta per la convenzione, dunque tanti siti bistingui, e che si occupa di personali a TOS, quelli che si occupano di investimenti. Dunque, perché i investimenti di secondario, di licei, di collegi e di università sono di collettività territoriale. Ci sono di noi dotazioni in finanziamenti per scuole bilingue, dotazioni che sono importanti, soprattutto molto più importante che la mairie e poi le altre collettività non di meno soldi. Dunque, più lo Stato si ritira, più la collettività territoriale mette soldi, ma certe volte la collettività territoriale un po' manca andare a verificare l'uso che ne è fatto. Perché è proibita la gente di ACTC dentro in le scuole. Finanza di noi programmi di UCRDP, dunque tutti i libri bislingui sono stati finanziati in quadro di una convenzione tra la collettività territoriale e UCRDP. E poi di noi centri di immersione, dunque c'è un centro in Sava, uno in Loredo, uno a Gida di Lembastia e poi uno a Cadabre, normalmente a rientrata in Basterga. Di una collettività territoriale che si occupa di carta di formazione professionale, di l'insegnamento superiore, che è una riunione per lavorare giusto appunto nei finanziamenti, nel periodo fino al 2020. E poi l'altro punto a livello di Stato è quello che definisce i programmi, l'istruzione ufficiale, che è un altro punto che entrerebbe nel quadro di Stato di ufficialità di maniera poi adattare i programmi. Si tratta mica di avere competenze più deboli per i giovani corsi, ma di avere le stesse competenze, o forse più alte, ma con contenuti differenti. Da acquistare, per esempio, la prima guerra mondiale, ne parlavamo prima, conoscendo meglio i poilus corsi, come per esempio, voilà. Dunque da adattare i contenuti in storia, in geografia, in biologia, forse in matematica non ci sarà mica bisogno, ma in certe discipline. Dunque i limiti di un sistema odinco, l'istruzione, perché non si tratta mica a ufficialità, ciò che ci ha capito, di che di una misura trasversale che cambia sei cose, ma rende mica solo in dell'educazione, in dell'insieme di società, ma forse in dell'educazione che i cambiamenti saranno i più importanti. Dunque
l'istruzione ufficiale dunque sono adattate secondo il parere di un maestro, al primario, ma al secondario tanto sono stati ci sono bachelier, ci sono brevetto, dunque ci sono i diplomi, ed è difficile per i professori, anche per quelli che vogliono adattare, di valla. C'è di nuovo dunque un problema di quota, di reclutamento, perché se noi abbiamo una simulazione, abbiamo meno professori bislingui che già ne va quando è stato creato un concorso specifico. È normale, abbiamo reclutato ogni anno 60 o 61% di professori monolingui e solo 38-39% di professori bislingui. Senza contare tutte le partenze ritirate di professori bislingui, che ne sono più numerosi, quindi 5 già ne bene, dunque il sistema è meno prudente finalmente che già ne va. Dunque abbiamo risultati delle filiere bilingue incomplete, avere una valada importante di effettivo al secondario, dunque di nuovo un quadro giuridico che proibisce l'immersione. L'immersione non è mica il contrario del bilinguismo. L'immersione vuol dire che tutti gli insegnamenti si verificano in una lingua in scuola moderna e poi dopo faremo forse a 80% al corso preparatorio, fino a 60% fino a terminale. Ci può essere una datazione così. Per ora è proibita, è solo permesso in un quadro associativo. E qui quando le prove sono state fatte i risultati sono buoni, perché un sidello non c'è mica capisce solo in questo tempo di vita di scuola. Un sidello di scuola 24 ore settimanali, di un giorno 97 finalmente, ci sono tutte le altre attività, dunque se lo fai 20 ore di corso a scuola finalmente ne dobbiamo forse giungere a una barità di immersione in due lingue, in francese e in corso. E per giungere a questa barità c'è i luoghi del corso sarebbe più presente che il francese. Dunque dopo c'è di nuovo una riflessione, non c'è l'altra attività di lì, non c'è isca che si mette a sviluppare l'insegnamento in corso, l'attività in corso, ma c'è questo insieme di attività che ci sarà adattata di noi. C'è di nuovo un altro punto, l'assenza d'aggregazione, che è veramente discriminatorio di beta ai professori, dunque ci sono aggregazioni in tutte le altre discipline in corso mica. Donc il ministro ha risposto, ha detto che non c'è nessun problema. C'è un'altra discriminazione, mica solo qui a livello di professori, ma torna a livello di lingue. Dunque il CLES, il certificato di lingue e di insegnamento superiore, proibisce l'integrazione di un corso. Allora il corso 50 anni fa era proibito dell'insegnamento perché era una lingua forestiera di beta lingua a legge d'Oxon, langue allogène, e ora è perché di una lingua regionale che è proibita d'entrare in un quadro di UCLES. Dunque il corso non è mai dell'usuale. Dopo c'è un problema di noi a livello sociale di segregazione scolare, quando noi vediamo che in certe filiere l'idea di fondatori di insegnamento distinguo era di integrare quella lingua corsa, di va che ci fosse dunque questa integrazione, una specie di melting pot, ma quella lingua. Oramai ci vediamo che forse il contrario, di un insegnamento bilingue che crea una spiccatura tra le idee secondo la scelta scolare che hanno fatto i parenti. Dunque ci sono certe volte, come qui in Sandreschi, due corte di recreazione, come sono mica tempo tra i bilingue e quelli che sono in standard. Ci sono scelte di parenti che sono determinate secondo la sua origine sociale e che fanno dunque che giungiamo. Allora, possiamo dire che le scuole bilingue hanno risultati assai buoni. Allora, sicuro, sono i zideni bianchi, ricchi, cristiani che sono in queste scuole, ma forse non corrisponde mica con quella visione che noi vorremmo avere di un sistema educativo e poi di agursi. C'è di nuovo una travalada di mesi di formazione continua, dunque in corsi soprana non ce n'è più per i maggiori e in corsi sotana dunque i mezzi di noi sono pochi. E poi c'è di nuovo un'assenza di protocollo di valutazione, ciò che ci interesserebbe sarebbe di misurare il livello di idei giunti al corso elementare secondo anno, forse giunti al corso preparatorio e poi quando escono in terza da scolarità obbligatoria, o manco di avere questi tre luoghi di valutazione di maniera a poter seguire, a poter misurare i risultati di questo sistema e poi di mesi che sono stati messi in ballo. Dunque, ciò che può motivare di noi a ufficialità, questa misura di ufficialità,
di osservazione di un fiasco, di un piano strategico. Di un piano strategico 2007 e 2013 che i risultati non corrispondevano mica con i scopi che erano previsti. Ora, se noi cambiamo di logo per andare in dei servizi pubblici, dunque c'è una possibilità oramai di eseguire formazione per i funzionari di funzione pubblica di Stato, territoriale e ospedaliera via il CNFPT, di Centro Nazionale di Funzione Pubblica Territoriale, ma il paradosso è che può eseguire una formazione ma non sarà mica riconosciuta in un quadro di nostro lavoro, posto che è sempre diversa di pubblicare un annuncio di reclutamento con scritto corsofono souhaité. Allora, ci sono stati annunci così, ma per esempio una difficoltà. Donc, è diversa sempre di frezza, di flecce, donc è un'epoca di posti quindi dell'insegnamento, e poi tutta la segnaletica di tutti i servizi di Stato sono tutti monolingui. Se ne accostiamo ai media, dunque il distinguismo, c'è una situazione di distinguismo, che ha avuto per RCFM o per France 3 Corse e via stella, ma se noi guardiamo appena più da vicino, vediamo che c'è una scelta libera di lingua di auditori per RCFM, ma una prepotenza di programmi in lingua francese, c'è una sola emissione in lingua corsa e che è non la lingua è la stessa. Dunque c'è una debolezza a questo punto di vista così, non c'è mica programmi per l'insieme di eventi d'età, c'è mica programmi forse per i giovani, che può mancare più. Per via Stella propone 45 minuti di programmi nuovi ogni giorno. In questi 45 minuti c'è 18 minuti di informazione, il corso laser in corso e poi da restano usi di informazione, ma quella ridiffusione giungono quest'anno a 4 ore di diffusione in lingua corsa tutti i giorni. Dunque 4 ore, penso che ne vagano 16, dunque ne siamo al 25% e poi quella ridiffusione, dunque fa finalmente poco, dopo 30 anni, contando di noi che i programmi sono indirizzati soprattutto a pubblici che hanno più di 40 anni. Dunque, se noi abbiamo un piccolo bilancio di evoluzione sociale di un corso, allora, se noi abbiamo in Turchia un corso in 1900, la rappresentazione della lingua erano assai basse, assai debole, era la lingua di Bastori, lingue. Dunque, sono 4 volte o 5 volte che li presento qui. Allora, dunque la rappresentazione erano assai debole e l'istituzionalizzazione della lingua debole poca di noi. Mica scuola, mica media, nulla, di parlare la lingua corsa all'università. Oggi pare qualcosa più o meno normale, non c'è mica troppo difficoltà, ma forse che 30 anni fa o 40 anni fa, era qualcosa, appena un sproposito, di parlare di lingua corsa in corso di ufficialità, era qualcosa. Invece le pratiche erano assai forti. Si parlava a corso senza buone tante questioni, più in carro di rinastro, ma la lingua era viva. Il corso in 2012, dunque di assai più debole a livello di pratiche, abbiamo che c'è, secondo le vette d'età, tra 60% e 20% della popolazione che può parlare il corso, ma dopo non vuole mica dire che sapete parlare, mica perché chi sapete parlare il corso, che parlerete sempre corso in tutte le situazioni della vostra vita. Dunque se noi abbiamo conto di un volume di espressione ogni giorno, forse che il corso rappresenta 5, 10, 1%, una so, che non si sa mica, forse c'era sviluppato altre inchieste, ma dunque le pratiche sono più deboli. Le rappresentazioni sono più alte, le abbiamo viste nel primo risultato di Usondame, e poi il processo di istituzionalizzazione è in onda, dunque ci sono affari che sono avanzati, con cui vi studi corsi, è stato un primo passo, con l'insegnamento dopo il primario e il secondario, la creazione di UKPS, dunque ci sono affari che sono avanzati, la legge del 2002, un lavoro che la può fare collettività, ci sono affari che sono avanzati, ma non siamo anche a una situazione stabilita, assicurata, per questo che c'è un bisogno di un'intervenzione politica, mica solo qui, intervenzione politica non è mica qualcosa che casca. Se noi abbiamo l'UNESCO, non piglia mica più a Bradese per il corso che per le altre lingue, dice che c'è 6.000 lingue nel mondo e ce ne 3.000 che sono in pericolo, da qui a 100 anni. Dunque,
corso, se non abbiamo uso atlas, è una lingua in pericolo. Femo berte di 3.000 lingue che so per sparisce da qui a 100 anni. Dunque un nostro lavoro che agisce non ha l'evoluzione naturale della lingua. Dunque l'azione come si è fatta? Con il lavoro di voi parecchi anni già non ha riconoscenza di varietà di corso in maniera di ci sono varietà ma credi una lingua polinomica. Questo è stato un passo importante già. Agisce non ha uso lessico, non ha grammatica, il lessico ne parlavamo ieri, non ha questione di spirito della lingua, entusiasmo, voglio dire entusiasmo, amica, dunque ci sono questioni così, ho cercato altre parole. Queste sono questioni che sono importanti e che saranno trattate da un studio della lingua, non ha sintassi, non ha fonologia, l'ortografia, un po' di punti sono da regolare, e poi si può intervenire in uno, non ha spardire, non ha valorizzazione simbolica, l'insegnamento, l'uso, e vede qui sotto l'insieme dell'istituzione, dunque quadrita l'Accademia francese, sono 5 secoli che sono in onda per il francese, l'ufficio della lingua bretona, il governo wasco, l'ufficio québécois della langue française, Euskal Tsendia, dell'Accademia della Lingua Wasca, e ce n'è così in ogni paese, per ogni lingua quasi, per ogni lingua che si vuole salvare, c'è un'istituzione che vuole agire. Allora, lo statuto di conflittualità perché? L'indioco di Elisabetta oggi sarà possibile, in un quadro di diritto positivo, in un quadro di un nostro statuto, di cambiare la tendenza che porta a Valada di Abradica. Valada di Abradica, l'è vista in un secondo grafico, secondo le date c'è una Valada di Abradica. Allora, mi piace una citazione di un direttore di un centro culturale, Diago Mutier, che in un 2005, ma al limite non è mica qualcosa di nuovo, è qualcosa che penso che lei abbia detto prima, ma è qualcosa che era stata detta in un quadro di una diama fatta dalla collettività territoriale, che era la prima volta, perché c'erano lavori universitari già per non questione di un statuto della lingua, ma di un quadro di un consiglio della lingua che Diago Mutier, Pasquale Ottavi e gli altri membri hanno detto, hanno pigliato posizione per l'ufficialità, da esperti. Donc, à dialogue d'agitation, rapidement s'est imposé un constat d'évidence. Les politiques linguistiques enregistrent des progrès, d'autant plus rapides que les langues concernées bénéficient de statuts institutionnels favorables. En ce qui concerne la Corse, la mission stricto sensu confiée au Conseil ne comprend pas l'examen de cette question. Le déroulement des travaux en a cependant rappelé à tout moment la prégnance. Ainsi, les perspectives de développement d'une politique linguistique insulaire ont-elles rappelé la nécessité d'une évolution du droit français. Mi pare abbastanza chiaro. Dunque c'è una serratura a livello di Costituzione, donc l'articolo 2 che dice le français è la langue della Repubblica, e malgrado l'evoluzione dell'articolo 75 che fa entrare le lingue regionali in un patrimonio della nazione, questo filare, questa infrasata senza conseguenza giuridica, non cambia mica lo statuto delle nostre lingue. Dunque, per questo che è venuto nel 2011, dunque, uodo all'Assemblea di Corsica per l'ufficialità territoriale di un corso e di un francese. Dunque ci sono parecchi tipi di ufficialità, qui si tratta di dire, in questo territorio, ogni cittadino avrà la possibilità di adoperare un corso o francese, secondo la sua scelta. Ci sono per esempio i berberi che li domandano diritti personali, dunque quando vanno a Alger, li puoi domandare in la sua lingua tutti i documenti ufficiali, donc qui c'è una ufficialità territoriale.